Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Vergognosissimo! Ah, ecco, adesso funziona. Allora, no, volevo solo dire, siamo arrivati anche quest'anno al Natale. Sapete che io ogni Natale faccio gli auguri perché sui social, perché poi arrivano WhatsApp, 2 milioni di auguri, io non ho tempo di rispondere, io ringrazio tutti. E volevo fare, tolgo anche la mascherina natalizia perché volevo fare, siamo quelli 7:20, siamo ancora un po' sonnati, però siamo all'antivigilia di Natale, è un Natale diverso, un po' come quello dell'anno scorso, quindi io cosa devo solo augurare? Che vada via questa pandemia, mia, ma di tutti. E gli auguri più sinceri dal Galax, il vergognosissimo, a tutte le persone, gli amici, ma anche non amici, quelli che magari stanno un po' sulle balle, come stanno sulle balle a me, però sai, a Natale si diventa tutti più buoni. Però l'augurio più importante che faccio, lo faccio alle persone che stanno tanto male, che io ne ho viste tante, e soprattutto i bambini malati, che mi chiamano ogni tanto e io cerco di allietarli con qualche barzellettina, cerco di, se riesco nei miei momenti, di andare a trovarli soprattutto in pediatria oncologica. Quindi tutte le mamme dei bambini che ho conosciuto, guariti e non guariti, agli angioletti che non ci sono più, che mi proteggono, come Samuele, Vittoria e tanti altri bambini. Un Natale, come dico io, vergognosissimo, e un anno prossimo speriamo ne andremo fuori da sta roba qua. Quindi tanti auguri dal Galax. Se volete scrivetemi, se no non importa, perché tanto io so che mi volete bene come io vi voglio bene. Con questa bella immagine solita, vi salutiamo e dal Gala tanti auguri di buon Natale e un anno, come dico io, vergognosissimo. Ciao, ciao, ciao. Via Podgora, via Podgora. Via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Vergognosissimo!